Sta diventando una partita a botta e risposta quella che coinvolge i consiglieri regionali Dem e Lega. Infatti, dopo le dichiarazioni di Montanariello e Camani e la risposta di Dolfin e Cestari, potete trovare le dichiarazioni di entrambe le parti sul nostro canale YouTube Chioggia Azzurra, tornano a rispondere Montanariello e Camani, i quali dichiarano di essere rimasti allibiti nel leggere le dichiarazioni dei consiglieri leghisti Dolfin e Cestari, che pur di replicare alle critiche dei consiglieri Dem sulla mancata azione della Giunta nell'emergenza del granchio blu, hanno confermato l'irrisoria cifra messa a disposizione per fronteggiare la situazione, afferma Montanariello. Il dato, 80.000 euro da loro evidenziato come fondo per la prima emergenza, è stato ribadito dagli stessi Dolfin e Cestari. Devono essere tenuti distinti i finanziamenti per l'emergenza da quelli per il mondo della pesca che sono elencati nella loro risposta, afferma il consigliere Montanariello, concludendo che si tratta comunque di risorse che per una parte non sono neppure di fonte regionale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.